Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Buonasera amici telespettatori e benvenuti alla 16ª puntata di A Tutto Campo, sempre su Televideo Agrigento. È stata una settimana un po' all'agrodolce per le squadre agrigentine. Per fortuna ci ha pensato la Fortitudo Moncada a sollevare un po' le sorti delle squadre della provincia con la fantastica vittoria contro Roma. Non ha giocato la SEA Paragona, ma ci ha pensato anche l'Acragas vincente a Vallelunga per 2-1, e ce lo facciamo dire subito dal presidente Salvatore Bottone, che presento questa sera ospite a Tutto Campo. Grazie. Benvenuto presidente. Christian Maier, per la prima volta l'ex guardia della Benetton Treviso e direttore sportivo della Fortitudo Agrigento. Benvenuto Christian. Buonasera. E la nostra bella palleggiatrice della SEA Paragona, Martina, che è un gradito ritorno. Bentornata Martina. Grazie, buonasera. Allora, copertina dedicata a Duopo, anche perché abbiamo un ospite d'eccezione alla Fortitudo Agrigento. Vediamo. Fa impazzire di gioia i tifosi biancazzurri. ...90-76 contro la Leonis Roma, una grandissima vittoria, la seconda consecutiva per la Fortitudo Moncada. Allora, Christian, com'è stata la partita? Una partita difficile, si pensava all'inizio, poi invece tutto è scivolato come l'olio, no? Sì, direi non proprio come l'olio, perché loro l'hanno resa brutta la partita, hanno protestato, un sacco di falli, cioè non è stata sicuramente una partita di quelle fluide, ecco, sì, dove prendi il ritmo, hanno sempre spezzato il ritmo, i falli, le cose. È stata una partita un po' difficile da affrontare. Noi veniamo sicuramente da un periodo difficile, tra infortuni, problematiche varie, quindi
ancora sentiamo la tensione delle partite in casa, poi veniamo da una partita in casa lo stesso un po' difficile, un po' criticata, cosa che abbiamo portato a casa alla fine con un gran canestro di Pepe, quindi stiamo piano piano venendo fuori, ecco, tornando fuori di nuovo. Quindi si vede che facciamo fatica per ora, cioè non abbiamo un gioco fluido, cioè facciamo un po' di fatica perché giustamente il peso mentale anche e soprattutto di molti giocatori che stanno tirando la carretta da un po' si fa sentire, quindi non siamo in che percentuale siamo secondo te? L'80% del... Queste sono valutazioni difficili da fare perché non so neanche quando la squadra gioca benissimo se siamo al 100%. Quindi... Come condizione fisica? Come condizione fisica stiamo un po' meglio a livello nervoso, credo. Credo che la condizione fisica, la testa c'entri moltissimo, quindi la serenità, la tranquillità con cui lavori, con cui fai le cose ti aiuta ad affrontare anche la fatica. Quando si perde tutto diventa pesante, diventa difficile anche fare atletica la mattina, diventa difficile il lavoro di Totò a letto, a convincere a correre, a fare, a tenere il ritmo, cioè, diventa tutto un po' difficile, le vittorie invece agevolano un po' il tutto, anche si corre più volentieri la mattina, quindi insomma aiutano questo, quindi non lo so, sinceramente non lo so esattamente a che cosa, mi fa piacere di vedere la squadra comunque mentalmente in salute. Guariglia ha recuperato? Guariglia ci vorrà penso un po' di tempo perché recuperi, perché insomma, ha ricevuto una bella botta psicologicamente parlando, secondo me ha fatto un'ottima partita, visto e considerato il periodo da cui veniva fuori, anzi ha fatto un'ottima partita. Il ragazzo è un ragazzo molto intelligente, io ho detto sempre che è un po' pigro e deve combattere la pigrizia il più possibile. Il fatto che forse di Campano, dici tu, incide su questa pigrizia? No, che Campano non c'entra niente, non c'entra niente assolutamente. Allora deve un po' aumentare l'intensità, ecco. Allora, intervista del post partita, Fabio Corbani e Franco Ciani, vediamo. Diciamo che nel primo tempo abbiamo fatto la partita che avevamo in mente da un punto di vista offensivo e da un punto di vista difensivo. Abbiamo portato più volte Agrigento a dei tiri allo scadere dei 24 secondi, a dei tiri anche forzati e anche dei tiri difficili. Quello che abbiamo lasciato lì, che era quella che poteva girare la partita e farci prendere inerzia, sono stati i rimbalzi, dove abbiamo proprio guardato per 3 o 4 volte e quindi abbiamo dato la possibilità alla squadra avversaria di tirare nuovamente dopo aver fatto buone difese, quindi il concetto di finire il lavoro ci è mancato. La partita era quella, poi dopo ovviamente è diventato tutto molto più difficile perché sotto nel punteggio e dovendo anche recuperare abbiamo un pochino affrettato alcune conclusioni, abbiamo perso un po' di fiducia. Una partita che conferma un trend di crescita e di ritorno a un livello di gioco che è più vicino rispetto a quello che riuscivamo a esprimere all'inizio della stagione. Seconda vittoria consecutiva, stiamo approfittando di questo ciclo in maniera per ora attenta, con mentalità. Oggi sicuramente la componente fortuna non ha inciso su questo incontro, nel senso che, voglio dire, credo che oggi sia evidente che siamo stati in grado per tutta la partita, pur con qualche imperfezione, qualche passaggio a vuoto, qualche attimo di calo, ma insomma complessivamente siamo riusciti a tenere un ritmo sia difensivo che offensivo molto buono, e questo viene ovviamente dalla possibilità che oggi abbiamo e che per più di un mese non abbiamo avuto, di ruotare i giocatori di tutto l'organico, perché adesso sono a disposizione tutti. Non eravamo preoccupati dal fatto di essere improvvisamente diventati un gruppo di babbei, come qualcuno ha scritto, ma sapevamo di avere dei problemi oggettivi, e come sempre è accaduto in questi 8 anni, invece di commiserarci nei problemi abbiamo cercato di lavorarci sopra. Sono piccoli segnali, piccoli mattoncini di questa nostra costruzione che faticosamente ma con gioia stiamo provando a realizzare.
Ecco, stavamo per vedere i risultati della classifica, però prima volevo chiedere proprio a Cristian, poco prima della fine del servizio, ho chiesto se si farà mercato con il prossimo, non so se è già aperto il mercato o deve aprirsi, se arriverà qualche giocatore o meno. Sono andato a Milano a chiedere se mi davano della Valle e il coso che non giocano, lì mi hanno detto di no, per cui penso che rimarremo come siamo, cioè, o vengono dei grandi giocatori o rimaniamo come siamo. No, l'età media è bassissima della squadra, Cristian. Dobbiamo prendere uno un po' più grande, un po' più esperto? No, chiedo, l'età media è bassa, no? No, cioè, appunto per questo noi non faremo mercato, perché a meno che non abbiamo infortuni lunghi o problematiche di altro tipo di un giocatore che se ne vuole andare perché non si trova bene, in quel caso sarebbe una sconfitta per noi. Non facciamo mercato perché appunto abbiamo ragazzi giovani, sappiamo che ci dobbiamo lavorare, che dobbiamo farli migliorare. E questo, ripeto, come ho ripetuto 2 settimane fa che mi hanno chiesto, la forza di questa società con i procuratori, i giocatori e l'ambiente in generale è il fatto che la gente sa che viene qui e si viene qui per lavorare e migliorare, e quindi i giocatori vengono volentieri perché sanno che hanno anche la possibilità di sbagliare per crescere. Abbiamo fatto adesso ci siamo messi con i giovani, stiamo cercando di valutare i giovani, e questo processo richiede ancora più tempo e pazienza e miglior lavoro la valorizzazione del giovane è già un obiettivo che tutte le squadre dovrebbero avere, sia dal calcio alla pallavolo e appunto al basket. No, non è che tutte le squadre devono avere, perché le società che vogliono vincere, anche se prendono i giovani migliori, difficilmente vincono, perché purtroppo ci sono delle tappe da percorrere per poter diventare dei vincenti. Credo che sono rarissime eccezioni quei giovani vincenti alla Doncic, ecco, non ce ne sono tanti, e sicuramente non vengono a giocare in A2. Tra tutte le squadre di A2 chi ha i giovani migliori secondo te? A parte la Fortitudo ovviamente. Io penso che Treviglio, insomma, abbia dei buoni giovani, abbia fatto un gran lavoro in questi anni, Vertemati abbia fatto un gran lavoro sui giovani di crescita, tant'è vero che ogni anno loro sono partiti sempre un po' in sordina, un po' piano, un po' di difficoltà. Hanno fatto dei cambi durante gli anni per migliorare un po' l'assetto della squadra, ma quando hai troppi giovani cioè, a volte può succedere. Peseranno queste 2 partite ravvicinate a Legnano giovedì 31 gennaio e domenica al Palamoncata contro Bergamo, secondo te? Sì, peseranno, come pesano a noi, peseranno anche a Legnano, peseranno a tutte le altre squadre che non hanno 12 giocatori, e quelle che hanno tutti questi giocatori non sono tante, le società attrezzate o le squadre attrezzate ad avere tutti questi giocatori non sono tante, per cui insomma, peserà sicuramente un pochino, cioè, non c'è dubbio. Vediamo subito classifica e risultati allora dell'ultima giornata del torneo di Serie A2, con la Fortitudo, appunto vedete che ha battuto 90-76 Leonis Roma, poi Tortona Latina 90-95, Trapani Rieti 74-83, Legnano Bergamo 92-87, Treviglio Scafati 89-82, Capodorlando Cassino 97-67, Virtus Roma Biella 90-78, Siena Casale Monferrato 107-98, Legnano che batte Bergamo, probabilmente una sorpresa, Cristian, o no? Sì, è una sorpresa, ma Legnano nelle ultime partite è sempre andata abbastanza vicino a vincerla. Ora ha cambiato l'americano, ha preso Charles Thomas che è un ottimo giocatore, ha dato un po' di entusiasmo e fiducia a tutto il movimento, però se andiamo a vedere i tabellini, in sostanza i 2 americani hanno fatto la maggior parte della partita. Ecco. Hanno fatto la differenza. Una classifica che vede appunto Virtus Roma 28 punti in vetta, Bergamo e Rieti che seguono a 24, Latina e Capodorlando a 22, Agrigento, Monferrato e Treviglio a 20, Biella e Trapani 18, Leonis Roma e Scafati 16, Siena 15, Tortona 12, Legnano 8, Cassino 4. Siena forse una delusione del campionato, o secondo te con quel roster era inevitabile trovarsi a questo punto della classifica? No, Siena ha tutti altri problemi societari e cose, quindi credo che questo pesino un poco sull'equilibrio anche del mentale e cose dei giocatori. So che alcune volte non si possono allenare perché non manca la luce, quindi insomma ha tanti altri problemi. Un po' umiliante per una gloriosa società come Siena. La vita è fatta a cicli, a momenti, e quindi questo è il momento di Siena, dopo che ha avuto 10 anni dove ha dominato in Italia. Legata probabilmente al crollo della la forza sta che bisogna prenderne atto
e ricominciare da dove sono le proprie possibilità. Che loro hanno avuto lustro, diciamo, con la Montepaschi la banca come sponsor principale. Finendo sì, quello probabilmente c'è stato il crollo verticale. Beh, Siena è un'altra cittadina che non ha 2 milioni di abitanti, è una cittadina tipo Agrigento, e non credo che ci siano tutti questi grandissimi imprenditori come ad Agrigento che possano investire tanti soldi nello sport. Per fare l'Eurolega e giocare al livello in cui giocava Siena qualche anno fa ci vogliono 20 milioni di euro. Benissimo. Andarli a trovare. Vabbè, noi abbiamo però Salvatore Moncada e ce lo teniamo stretto. Allora subito... mi raccomando, 20 milioni a disposizione. anche la metà, insomma. Allora, Serie B, spostiamo al calcio, siamo partiti con il basket proprio per questa grande vittoria della Fortitudo. Dovremmo avere anche un collegamento a breve con Manuel Mannino. Serie B con Foggia Crotone 0-2, si è giocata la 21esima giornata, Ascoli Perugia 0-3, Cremonese Palermo 2-0, Cittadella Carpi 3-1, Salernitana Lecce 1-2, Livorno Pescara 0-0, Venezia Padova 2-1, Brescia Spezia un pirotecnico 4-4, si sta giocando Verona Cosenza per una classifica che vede sempre in vetta, nonostante le 2 sconfitte consecutive, il Palermo con 37 punti, ma si avvicina minaccioso Brescia con 36, Pescara e Lecce seguono a 34, Verona, Benevento e Cittadella a 30, Perugia 29, Spezia 28, Salernitana 27, Cremonese 26, Ascoli e Venezia 25, Cosenza 20, Foggia 18, Carpi e Crotone 17, Livorno 16, chiude il Padova a 15. Presidente Bottone, questo Palermo, nonostante le 2 sconfitte e i problemi societari che sono in itinere, rimane ben saldo al primo posto, questo è un bel segnale. I campanelli d'allarme però sono pericolosi, perché l'anno scorso sembra un déjà vu, l'anno scorso il giorno d'andata chiuse in testa, sembrava che fosse l'annata del ritorno in Serie A, poi invece tutto il giorno del ritorno fu costellato da una serie innumerevole di pareggi e di risultati negativi che portarono poi a tutto quello che sappiamo, agli spareggi, quella famosa partita col Frosinone e dei palloni buttati in campo in maniera antisportiva negli ultimi minuti di gara. Per cui speriamo che non si ripeta quello che è successo l'anno scorso, e queste due battute d'arresto purtroppo fanno presagire qualcosa di brutto, anche perché non c'è quella tranquillità societaria che si auspica, e ancora di più quello che più duole, specialmente a chi come me ha seguito per lungo tempo dagli spalti le vicende del Palermo, il diradarsi del pubblico, cioè una squadra che per 2 anni consecutivi è in testa in classifica e produce al Barbera 3-4 mila spettatori, cioè che è un delitto al di là delle diatribe col presidente Zamparini e cosa. Ora che non c'è più, che tra l'altro ora ha i suoi problemi, che ha ceduto la società, ma il grande pubblico continua a disertare, e questo non aiuta, perché un Barbera pieno con 30.000 persone, 25.000 persone, molti risultati, vero, i tifosi non giocano a calcio, non entrano in campo, però a volte, ma può essere anche testimone, possono condizionare tra virgolette arbitraggi, decisioni particolari, per cui in qualche risultato un pareggio si può trasformare in una vittoria e una sconfitta in un pareggio. E alla fine... Soprattutto condiziona la voglia di chi vuole investire nel calcio, a vedere un palazzetto pieno, uno stadio certo, pieno. Anche questo invoglia gli sponsor le cose. Invece, probabilmente però Richardson, che ha acquistato il Palermo proprio da Zamparini, lo vedremo, speriamo che il girone di ritorno non sia quello dell'anno scorso. Lo chiediamo subito a Manuel Mannino di forzapalermo.it. Bentornato a Tutto Campo, Manuel. Non lo sento, vediamo se dalla regia. Pronto Manuel, mi senti? Io vi sento. Ecco, anch'io, bentornato da Tutto Campo. Allora, parlavamo con il presidente dell'Acragas proprio della situazione del Palermo, 2 sconfitte consecutive, cosa sta succedendo alla squadra secondo te? Dal punto di vista societario, se ha influito un po' questa notizia dell'arresto di Zamparini, anche se ormai sulla carta poco c'entra con la nuova società, e perché il pubblico continua a latitare al Renzo Barbera? Sì, indubbiamente la pausa di 20 giorni a tante squadre in Serie B ha fatto bene, a Palermo evidentemente no.
non c'è solo una questione atletica, c'è anche una questione mentale. È ormai credo palese che il caos societario, perché di caos purtroppo al momento ancora si tratta, abbia influenzato in qualche modo la testa dei calciatori. E se ci pensate, è davvero curioso che nel 2018 il Palermo era una squadra, quella che abbiamo visto nelle prime e uniche finora 2 partite del 2019 sembra tutt'altra squadra, molle, incapace di attaccare, incapace di rendere pericoli alla porta avversaria e soprattutto distratta in difesa, distratta al 93esimo contro la Salernitana, distratta per 90 minuti contro la Cremonese. Indubbiamente il caos societario si fa sentire. Manuel, non so se Stellone rischia la panchina o meno, però Richardson secondo noi, penso anche secondo te, dovrebbe pensare forse alle garanzie che deve dare alla Lega entro metà febbraio, se non sbaglio, alla lite con Foschi, perché sull'arrivo del norvegese a quanto pare c'è stata una lite col direttore sportivo, questo scontro a distanza, ecco, questo incide pure, penso, sulla prestazione dei giocatori. Assolutamente sì, devo dire anche che in qualche modo, anche se il nostro lavoro è questo, mi dispiaccio per essere stato personalmente io ad aver in qualche modo tirato fuori questo ultimo polverone Richardson-Foschi, nel senso che Richardson ha parlato in esclusiva con forzapalermo.it annunciando la firma di Gunnarsson, avvenuta il 24. Foschi, sempre ai nostri microfoni, qualche minuto dopo ha smentito dicendo io in realtà non ne so niente, mi risulta in prova, ce l'ho in prova. Quindi capite bene che ci sono 2 anime all'interno del Palermo Calcio che non comunicano tra di loro, quantomeno questo, ecco, perché altrimenti sarebbe anche un po' più grave se comunicassero e comunque poi ufficialmente dessero versioni contrastanti, opposte direi. C'è un caos, c'è effettivamente un caos, c'è una guerra intestina e questo ormai l'abbiamo appreso perché la vecchia guardia e la nuova dirigenza non vanno d'accordo. C'è da capire poi le potenzialità, la solidità economica di questa nuova proprietà. Notizia di oggi, abbiamo appreso dal Giornale di Sicilia, che la Lega ha mandato indietro la documentazione che ha inviato il Palermo, proprio in quanto verifica di solidità finanziaria e onorabilità dei nuovi proprietari. È stata rimandata indietro perché è incompleta questa documentazione. Al momento quindi la Lega non si è accertata, non ha potuto verificare la solidità finanziaria della Sport Capital Group Investments. Dunque Palermo potenzialmente rischia anche una penalizzazione se il giorno 15 si dovesse ripetere la stessa cosa praticamente. In realtà il giorno è il 16 febbraio, ci sono le scadenze per la tranche relativa a dicembre e a gennaio degli stipendi dei tesserati. Se dovesse anche ritardare di un giorno il pagamento, però ci muoviamo sul campo delle ipotesi, in questo caso anche pessimistiche, se dovesse ritardare anche di un giorno, sì, ci potrebbe essere un deferimento alla Procura federale, da cui potrebbe poi conseguire anche una penalizzazione di 2 punti in classifica o un'ammenda per la società. Però, ripeto, ci stiamo muovendo sul campo delle ipotesi pessimistiche, nessuno ci dice che il 16 febbraio effettivamente poi la Sport Capital non paghi gli stipendi, quindi dobbiamo aspettare qualche altro giorno. Torniamo al calcio giocato. Stellone diciamo, ha deluso un po' le aspettative in queste ultime 2 partite insieme a tutta la squadra. Secondo te rischia la panchina perché si parla di Delio Rossi come sostituto? Sono solo voci di mercato? Sembra che siano solo voci, indiscrezioni, nel senso che Delio Rossi, intercettato ieri da diverse testate, ha smentito di aver avuto contatti con la dirigenza rosanero. Lo stesso Foschi, proprio oggi al giornale di Sicilia.it, ha escluso al 100%, recita testualmente, un esonero di Stellone vicino, ecco. Benissimo. Credo tra l'altro che sia abbastanza di buon senso questa scelta, perché dopo 2 KO mi sembra di tornare ai tempi di Zamparini, quando gli allenatori ne vedevamo anche. Infatti, perché la notizia potrebbe essere un po' così, Zamparini forse nell'ombra sta lavorando, ecco, i tifosi potrebbero pensare questo a seguito di un esonero. Come sai, diciamo, è dietrologia pura, può essere che abbiano anche ragione, però ad oggi è dietrologia pura. È dietrologia, sì. Ripeto, magari avranno ragione anche loro, però al momento non abbiamo semplicemente dei comunicati e delle carte che dimostrano che Zamparini col Palermo non ha più a che fare, dietrologia, la chiamerei così.
Ok, cosa è mancato con la Cremonese, Manuel? Come, scusami? Cosa è mancato con la Cremonese, questa sconfitta? Con la Cremonese è mancato tutto, perché a parte i primi 15-20 minuti di Moreo, poi sappiamo si è fatto male alla mezz'ora ed è uscito, è un po' di lotta a centrocampo di Muraschi, tutti gli altri sono stati sotto la sufficienza, qualcuno addirittura si è beccato 4 non soltanto da forzapalermo.it ma nelle pagelle di trasversalmente di tutti i quotidiani palermitani. È mancata la testa, è mancato evidentemente anche il fisico, perché se voi vedete il gioco del Palermo di solito si sviluppa sulle fasce, c'è tanta spinta da parte di Rispoli, di Alesami quando c'è, gli esterni contro la Cremonese erano Salvi e Rispoli, non hanno quasi mai superato la linea di centrocampo, quando la superavano perdevano palla e creavano inferiorità numerica per i compagni, insomma c'è stato un mix, diciamo, di assenze, un po' di mente, un po' di gambe, il risultato è stato sotto gli occhi di tutti, perché la Cremonese avrebbe potuto vincere anche con qualche gol di scarto in più, ecco. Va bene Manuel, lunedì 4 febbraio alle 21 Palermo-Foggia per il riscatto. Ma io mi auguro che si ritorni a vedere il Palermo che avevamo lasciato a Cittadella nel 2010. E soprattutto il pubblico, Manuel, perché continua a mancare questo pubblico al Renzo Barbera. Purtroppo sì, e questa è una questione che purtroppo diciamo che meriterebbe davvero ampio spazio. Si diceva lo stadio è vuoto per Zamparini, oggi Zamparini non c'è più, lo stadio è ancora più vuoto di prima. Non so, io ho la mia idea, la mia opinione personalissima, che è quella che lo zoccolo duro dei tifosi palermitani sia basso effettivamente numericamente, non sono certo i 30.000 del Barbera del 2005 e del 2006. Probabilmente è passata la moda, ecco, del Palermo e solo i veri tifosi sono rimasti. Manuel, io ti ringrazio per il tuo intervento ad A Tutto Campo, anche perché forse ci sono problemi di audio e non ti sento più. Tu mi senti? Sì, no, c'è qualche problemino, ma ti abbiamo sentito fino all'ultimo, per cui solo per i saluti non riusciamo più a sentire l'audio. Ti ringrazio e arrivederci alla prossima volta. Ciao Manuel, grazie. Prego la regia comunque di verificare, ecco, l'audio anche per il prossimo collegamento. Cristian, quanto è importante la solidità di una società per i giocatori? Ritengo che sia una parte fondamentale, perché ti consente di lavorare con serenità. Ma la solidità non è data solo di una società solo dall'aspetto economico, è data da tante altre cose, come ho detto prima, anche dal fatto di avere un progetto duraturo e mantenere fede al proprio progetto anche ovviamente durante le difficoltà, perché non è che uno fa un progetto e deve andare tutto liscio, anzi uno fa un progetto e bisogna essere pronti ad affrontare tutte le difficoltà che si presentano in questo progetto, quindi questo è un altro tipo di solidità che viene apprezzata più dagli addetti ai lavori, cioè dai giocatori, dai procuratori. Mantenere un allenatore per lungo tempo dà l'aspetto di solidità, tenersi dei giocatori per un tot periodo dà un aspetto di solidità, insomma ci sono tante piccole cose che danno. Ti chiedevo prima di iniziare la trasmissione come viene vista la Fortitudo dalle città, dalle squadre che incontriamo, dalle altre società. Questo non lo so, però credo che le parole che ha detto Boniciolli un paio di anni fa insomma, parlano per quello che si vede in giro, perché Boniciolli qui non è mai venuto tranne che giocare contro. Quindi viveva e allenava a Basket City a Bologna, per cui insomma se arrivano queste, se ha detto quelle cose probabilmente qualcosa arriva a Bologna. Cosa ha detto, perché no, insomma, ha parlato molto bene del presidente, della società, dei progetti che ci sono, dell'organizzazione, quindi penso che ha visto la foresteria, ha visto il palazzetto che è una cosa di proprietà, e queste sono abbastanza impagabili perché uno si allena agli orari che vuole lui, quando vuole lui. La foresteria è un posto che aiuta i giocatori a fare gruppo, perché si ritrovano sempre assieme, stanno assieme, quindi insomma diventano più velocemente gruppo. Ecco. Guarda che c'è anche un asilo per i bambini là all'interno della... Sì, i giocatori cerchiamo di non farli andare troppo spesso perché non vogliamo che diventino bambini ma devono diventare uomini. È arrivata questa voce. No, l'asilo è competenza della preside.
quindi noi siamo... esterno di quella... Noi siamo solo pronti lì a esaudire ogni desiderio della nostra terra. Invece tu Martina, ecco, quando Nino ti ha chiamato, eri in Australia, mi dicevi, ti sei lasciata convincere anche dal progetto della Serie B, perché tu provieni dalla Serie A2. Sì, ovviamente quando ci sono dei progetti promettenti uno fa meno fatica a accettare, no? Nino sin dall'inizio aveva questo progetto biennale di promozioni, buon campionato, e quindi diciamo che dire sì è stato semplice. Sabato abbiamo la partita, ne parleremo dopo, contro Nemesi Stabia. Sì, adesso ricomincia il girone di ritorno e quindi si ricomincia da zero, diciamo così, aspettando il 16. Invece Presidente, per quanto riguarda la solidità economica di una società, ecco, i giocatori dell'Acragas, le voci che girano sono tranquilli perché sanno che possono contare su una società seria. Noi stiamo facendo il passo più lungo della gamba, come si vuol dire. Siamo in promozione e abbiamo messo il vestito per la promozione. È inutile fare voli pindarici se alle spalle non c'è una solidità economica maggiore. Speriamo e ci auguriamo, siamo sicuri di portare a termine il campionato dignitosamente. Da quando abbiamo preso questa presidenza, in 6 gare 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. La sconfitta era con la prima in classifica, ci stava, non c'è stata la prestazione, però il risultato poteva esserci. La delusione è stata il recente pareggio in casa per una squadra. Abbiamo giocato bene, però nel calcio, così come nella vita, quando nei risultati poi resta sempre nel tabellino che abbiamo pareggiato, e sono 2 punti persi e speriamo di recuperarle domenica, che ci attende una importante gara con il Salemi, l'altra capolista, e quindi speriamo di fare bene e di recuperare il gap che ci separa da queste squadre. Presidente, che parlava appunto di passo più lungo della gamba, probabilmente è stato fatto dal Matera, perché proprio oggi è arrivata una maxi squalifica, una maxi penalizzazione di 26 punti alla squadra del presidente, di cui non ricordo il nome, comunque presidente del Matera, che ha un'azienda che riguarda la gestione dei rifiuti, qualcosa non del so genere. se è ancora lui oppure ha ceduto. Probabilmente è ancora lui. C'è stato un crollo proprio verticale della squadra materana. E fa specie, come dicevo poco fa, Meyer, che nell'anno di Matera, che è la capitale europea della cultura, proprio mentre alla ribalta la città, c'è questo rovescio calcistico della società, perché a volte quando non si opera Capitale bene... europea della cultura, non dello sport. Della cultura. Però dico, era un'ottima regina. Sport e cultura, dai. Era un'ottima regina sicuramente, gli sponsor non sarebbero penso mancati, non so cosa è successo, è chiaro che quando non si programma bene ritorniamo e non è il caso. Passo più lungo della gamba, si era detto poc'anzi. Catania, tornando proprio alla Serie C, che invece il passo l'ha fatto giusto, e alla ribalta è andato Matteo Di Piazza, perché ha consentito al Catania ieri sera di vincere, di battere il Rende. Abbiamo un'intervista a mister Sottil proprio nel post Catania Rende, la vediamo, poi torniamo in studio. Ma secondo me ha fatto un buon primo tempo. Il primo tempo è stato giocato bene. Io ho visto una squadra che si distendeva bene, che teneva palla, ma siamo stati alti anche, aggressivi. E poi secondo me il secondo tempo il problema, cioè il Rende ha tenuto tanto la palla il secondo tempo, non riusciamo a salire. In termini di occasioni io grandi parate di Pissari non ne ho viste. La traversa è sono d'accordo sulla conquista territoriale, sì, ma come occasioni non ne hanno avute. La traversa è un cross sbagliato. Detto questo, quello che dovevamo fare meglio, tanto avevamo dei giocatori dentro che come Di Piazza e Carriero comunque devono prendere il ritmo gara, ma lo sapevo. Però cosa succedeva? Il primo tempo, avendo un più peso là davanti, si riusciva più a tenere la palla, a salire, no? Tanto siamo distesi bene su degli 1-2, il secondo tempo loro sono calati, loro spingevano molto sugli esterni, e allora andando a potenziare un po' con Bucolo Barisic, giocando più un 4-1-4-1, no? L'unica cosa che sbagliavamo tanto era la ripartenza, abbiamo sbagliato tantissimi passaggi in uscita, tanti. Questa è stata la cosa che non ci permetteva assolutamente di salire. Eccoci tornati in studio. Abbiamo intravisto delle immagini, ecco, ne parleremo proprio di un fattaccio accaduto a Lucca proprio ieri, però prima guardiamo i risultati e classifica della Serie C. Si è giocata la 23esima giornata, Bisceglie Viterbese 0-1, Catanzaro Casertana 3-2, Siracusa Trapani 1-2,
Juve Stabia Paganese 1-0, Matera Vibonese 1-6, ecco, parlavamo del crollo verticale del Matera che è entrato in campo con i giovani. Monopoli Regina 1-1, Francavilla Leonzio 1-0, Catania Rende 1-0, si sta giocando Cavese Rieti per una classifica che vede in vetta incontrastata la Juve Stabia del nostro ex Bruno Visente, segue il Trapani a 44, il Catania a 43, Catanzaro a 41, altre siciliane, la Sicula Leonzio a 24 e il Siracusa a 19, vedete onestamente all'ultimo posto con un meno 15, meno 26 appunto i punti di penalizzazione per il Matera, giova alla Paganese perché dall'ultimo posto si ritrova praticamente in zona play out, Presidente. Lo so, parlavamo proprio di questo, è triste, ma secondo me bisogna rivedere un po' l'organigramma e la composizione dei gironi della Serie C. Probabilmente i costi del calcio che sono troppo... non è un fatto di quest'anno, di 2 anni fa o di 3 anni fa, è da parecchi anni ormai che si trascina i campionati. Addirittura quest'anno molte squadre sono partite a ottobre, novembre, già campionato in corso, dovevano recuperare 5-6 partite, non si sapeva il format a quante squadre... Cioè, parliamo di campionati professionisti, cioè si pretende poi il professionismo e poi gli organi federali, chi sovrintende al calcio si lascia andare a questi comportamenti strani. 3 milioni di euro per gestire l'Acragas in Lega Pro, ricordo, per una salvezza tranquilla. Io chiedo a Cristian invece, se si può, Cristian, quanto costa un campionato di Serie 2 ai livelli anche della Fortitudo? Ovviamente è un'informazione top secret. Ecco, ma siamo lontani da queste cifre? Credo che il Presidente 2 anni fa aveva dato i costi più o meno del costo del campionato, siamo tra gli 800 milioni di euro lordi, campionato di Lega 2, sì. Lordi, mentre nella Lega Pro calcistica sono professionisti, dunque contributi, tasse e tutto, probabilmente nel basket come nella pallavolo c'è il dilettantismo. Non c'è lì, ci sono delle tasse in meno fortunatamente, sennò i costi sarebbero quasi il doppio. È distruttivo. Allora, prima abbiamo in collegamento Mario Bocchio da Alessandria, però prima di parlare con Mario volevo farvi vedere questa immagine, vediamo se la regia li manda, sono riguardanti il post Lucchese Alessandria che si è giocata ieri proprio a Lucca, e nel finale delle partite c'è stato il pareggio della squadra appunto dell'Alessandria ed è accaduto questo fattaccio. L'allenatore praticamente della squadra della Lucchese, Favarin, ha dato una sonora testata al vice allenatore dell'Alessandria, che come vedete probabilmente c'è fatti che non vorremmo mai vedere, anche perché ora si è passato probabilmente per le vie legali dopo questo fatto. Leggevo oggi sulla Gazzetta dello Sport, che dire Cristian, non so se nel basket a fine partita si sembra mai verificato qualcosa del genere, no, probabilmente, non lo so. Sicuramente qualche cosa sarà successo. È successo che hanno pareggiato. Però non così spesso come capita nel calcio. Lo chiediamo a Mario Bocchio. Mario, benvenuto, bentornato da Tutto Campo. Pronto? Pronto Mario Bocchio? Mario non c'è, prego la regia di ripristinare il collegamento. Mario, mi senti? Pronto? Pronto? Sì, Mario, ti sento. Sì, vi sento anch'io, buonasera. Buonasera, allora abbiamo appena visto le immagini qua con i miei ospiti, il presidente dell'Acragas, Salvatore Bottone, il direttore sportivo della Fortitudo Moncada di Serie 2, Christian Maier, e Martina Baruffi della SEA Paragona di pallavolo. Allora, cosa è successo? Perché siamo curiosi di sapere questo attentato vero e proprio di Favarin. Ma è sicuramente una bruttissima pagina per lo sport. Capiamo la tensione della partita, capiamo il carattere sanguigno di Favarin, che comunque rimane un buon allenatore per la categoria, capiamo il momento difficile della Lucchese, che alla vigilia di una sentenza da parte della federazione che non lo sento più a Mario. Le persone per bene dallo sport, perché è inammissibile, soprattutto in un campionato professionistico, è inammissibile sempre, ma soprattutto quando si tratta di persone che sono pagate per questo mestiere e per rispettare anche certi valori.
Ma come sta il vice allenatore dell'Alessandria adesso? Tu sei di Alessandria, dicevamo poco fa, dovresti... Ma il vice allenatore Mancino è sotto osservazione. Proprio oggi l'Alessandria ha diffuso un comunicato stampa che nei prossimi giorni vedremo cosa succederà da parte della società. Ma perché l'Alessandria ha diffuso questo comunicato? Perché erano state da parte di alcuni dirigenti della Lucchese e anche in parte dallo stesso Favarin quasi a giustificare l'increscioso gesto, erano state avanzate delle illazioni su possibili azioni ineducate da parte della panchina alessandrina. In poche parole, Favarin dice che avrebbe reagito per uno sputo ricevuto, cosa che dai video non è emerso, e allora l'Alessandria ha voluto puntualizzare il fatto che non accetta che possa essere infangato il nome di una società nata nel 1912, che ha contribuito a scrivere la storia del calcio italiano e che non è mai stata coinvolta in simili episodi. Si profila una querela probabilmente per Favarin? Ma io credo, anzi, proprio pochi istanti prima che avvenisse il collegamento con voi, che io vi ringrazio appunto per avermi chiamato, sono uscite le decisioni del giudice sportivo e Favarin è stato squalificato sino al 30 giugno 2019, quindi 5 mesi di inibizione dall'attività per l'allenatore della Lucchese, una giornata all'allenatore dell'Alessandria Gaetano D'Agostino, perché molto probabilmente avrà per ingiurie verbali, e 2 giornate allo stesso Mancino, cioè il vice di D'Agostino, colui che ha ricevuto il colpo, la testata. Ci sarà anche la possibilità, se l'Alessandria deciderà di agire in questa direzione, anche di un'azione penale nei confronti dell'allenatore della Lucchese. Ho capito. Presidente, tu volevi dire qualcosa su questo? Sono episodi chiaramente spiacevoli. Di contro invece noi domenica ci siamo recati a Vallelunga e abbiamo anche ringraziato invece pubblicamente il comportamento della società prima, durante e dopo la gara, perché questo è lo spirito dello sport e bisogna quando dare merito, perché specialmente nelle categorie inferiori, non solo nei campionati professionisti ma spesso e di più nei campionati dilettantistici, questi episodi accadono. Invece a Vallelunga ci siamo sentiti a casa e ci siamo sentiti in dovere di ringraziare. Per cui spero e mi auguro che Lucca poi tra l'altro è una città nobilissima, dove è civilissima, e questo è un episodio che fa storia a senso. Sì, infatti in bocca al lupo a Mancino, ovviamente il vice allenatore della Alessandria che quest'anno ha un campionato tranquillo, ha programmato un campionato tranquillo, non di vertice, Mario. Sì, io volevo ancora però precisare il fatto che la vicenda di Favarin non è una vicenda, seppur grave, è una vicenda che si trascina da un campionato e mezzo. Infatti lo scorso torneo di Serie C Favarin era alla guida della formazione del Gavorrano e in occasione dell'incontro Alessandria-Gavorrano, dove la squadra toscana onestamente aveva giocato meglio rispetto all'Alessandria ma aveva perso 3-2 sul campo, accusando anche 2 infortuni seri, Favarin si era già reso protagonista di intemperanze in sala stampa e aveva anche distrutto parte dello spogliatoio dell'Alessandria, situazione che era stata poi anche sanzionata dalla federazione. E in questa vicenda noi giornalisti dovremmo fare o il nostro lavoro svestendoci della cravatta, della sciarpa di tifosi della squadra per la quale noi tifiamo, e non sempre alcuni esponenti della stampa alessandrina, questo bisogna dirlo per obiettività di informazione, già all'andata, quando la formazione della Lucchese era arrivata ad Alessandria e poi anche in occasione della partita di Lucca di ieri, avevano, come si dice in gergo, pompato la partita in direzione anti-Favarin, e sicuramente questo ha contribuito ad accendere maggiormente gli animi, ripeto, però sempre ingiustificati da parte dell'allenatore. Tu mi dicevi dell'Alessandria, sì, l'Alessandria quest'anno ha scelto una linea cosiddetta verde, un Alessandria 2.0, eliminando quelli che erano i costi
di contratti plurimilionari da parte, cioè contratti molto onerosi per dei giocatori di spessore, puntando sui giovani. È un campionato difficile perché i giovani vanno gestiti in questo processo di maturazione e si è dovuti arrivare ad una correzione in corso d'opera con il mercato di riparazione di fine dicembre, inizi gennaio, e sono arrivati alcuni elementi di esperienza come Claudio Coralli, attaccante che non ha bisogno di presentazioni perché veterano della categoria, arrivato dalla Carrarese, la Carrarese di Baldini. È arrivato Gemignani, un giocatore in prestito dalla formazione della San Benedettese, e sul mercato l'Alessandria è ancora alla ricerca di un ritocco alla difesa, ed è arrivato anche, che era già di proprietà dell'Alessandria, un giocatore nigeriano che giocava in quarta divisione in quarta divisione a Kamadou, in quarta divisione inglese, per cercare di risalire la china, perché l'Alessandria comunque non ha tanto scarsità di gioco quanto di risultati, e questo è frutto dell'inesperienza di questi ragazzi giovani che hanno comunque dalla loro ancora tanto da dimostrare sul campo. È la difficoltà di quest'anno. Il Presidente ha voluto fare una scommessa, d'altronde è lui che è il padrone dell'Alessandria, ha investito tantissimo nei 5 anni che lui è Va bene. Presidente. Grazie Mario, grazie per il tuo intervento sempre puntuale, grazie a voi. Grazie, arrivederci. So che sei in viaggio, buon viaggio. Cosa possiamo insegnare ai ragazzi e giovani con questi gesti? Cristian? Cioè, che esempio si dà? No, io non lo so, io dico, l'esempio c'è, penso che queste cose esistono da tanto, solo che adesso ci sono molte più opportunità di farle vedere tra i social, le cose, cioè, quindi è più difficile nascondere le cose adesso, ma voglio dire, non so esattamente cosa sia successo. Non vuoi entrare in merito. Allora passiamo subito alla Serie D. San Cataldese Marsala 3-3 e Bari Gia Virtus 5-0, poi torniamo in studio. Partiti, inizia San Cataldese Marsala. Prova a distendersi adesso la San Cataldese a destra con Montalbano, che prova a servire Ficarrotta, che tira al volo. C'è l'apertura a destra, Candiano col pallone tra i piedi che viene deviato, arriva a Manfrè, continuano ancora e c'è il gol che serve Lucarelli, pallone teso in mezzo, riesce ad allontanare la difesa, poi ancora Lucarelli di testa e blocca a terra Giappone, allontana di testa Di Marco, pallone che rimane lì, c'è il colpo di testa di un giocatore del Marsala, il tiro, c'è il raddoppio del Marsala con Giardina. Prova adesso Bruno al limite dell'area, prova a servire Gambino, il tiro di Gambino alla rete, il gol di Gambino che accorcia le distanze. Ancora Bonfiglio, supera un uomo, mette per Candiano, il pallone in mezzo, c'è il tiro e la terza rete del Marsala. Azione degli ospiti che trovano il gol. Ficarrotta che serve Calabrese, il pallone dentro, c'è la parata di Giappone, poi il tiro, c'è Gambino, ancora Gambino, il tiro e la rete, accorcia ancora una volta le distanze della San Cataldese, ancora una volta con la rete di Giuseppe Gambino. La battuta di Ficarrotta, c'è il colpo di testa alla rete, c'è il gol, pareggia la San Cataldese quando siamo al 24esimo della ripresa. Lucarelli che va giù, non c'è fallo secondo l'arbitro, ancora Corsini, il pallone in mezzo, il tiro e la parata di Franza, intervento miracoloso del portiere della San Cataldese
sul tiro a botta sicura di Manfred. Costanzo, poi Di Stefano. Di Stefano che prova il lancio per Ficarrotta. È buona la posizione del numero 10. Il tiro di Ficarrotta sul punteggio di 3-3. La sfida tra San Cataldese e Marsala. Alla doppietta di Secum e al gol. Un Bari senza pietà, liquida in scioltezza Ligia Virtus e complice il rinvio di Rotonda Turris si riporta più 12 sui campani, in attesa del big match di domenica prossima. Mister Cornacchini lancia tra i titolari Quagliata e Liguori, rientrano dal primo Capitan Brienza, Mattera e Simeri. Nel silenzio surreale del San Nicola con la curva nord in sciopero per i Daspo e gli arresti dei giorni scorsi, il Bari parte a sprombattuto e al nono è già davanti. Su un cross di Liguori dalla destra all'indirizzo di Simeri, Floriano approfitta di una colossale dormita difensiva degli ospiti e di rapina realizza l'1-0. Dopo un'occasione per Simeri che non raccoglie il cioccolatino offerto da Brienza, è ancora Floriano a tornare sugli scudi. Il numero 7 riceve da Quagliata e serve Liguori che di tacco chiude il triangolo. Il destro dell'ala ex Foggia al nono centro stagionale non lascia scampo a Cannizzaro. Sempre solo Bari. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Liguori ci prova dalla media distanza, sinistro fuori di poco. Ligia prova ad alleggerire la pressione sul calcio di punizione, ma per Marfella è davvero troppo facile. Al 35esimo ancora pericoloso Liguori, sul lancio di Amlili l'esterno stoppa e di sinistro calcia di poco alto sulla traversa. Dopo un tiro senza grosse pretese di Allegra, il Bari chiude la partita. Calcio d'angolo di Brienza e gol di testa di Di Cesare, lasciato colpevolmente solo che firma il suo quinto sigillo stagionale. Nell'intervallo Cornacchini sostituisce Floriano con Neglia. Al 52esimo sul calcio di punizione di Brienza, Simeri ha l'occasione per il 4-0. Cannizzaro si oppone. Al 64esimo esce tra gli applausi Liguori, uno dei migliori in campo, sostituito dal rientrante Piovanello. Dopo una buona occasione fallita da Simeri che non trova la porta da buona posizione, al 79esimo arriva il 4-0. Sul tocco meraviglioso di Brienza si avventa Neglia che si presenta tu per tu con il portiere e lo scavalca con un lob che si deposita lentamente in fondo al sacco. Pochi minuti più tardi è Marfella a guadagnarsi la pagnotta con un ottimo intervento sulla conclusione di Silla. A 3 dalla fine c'è gloria anche per Simeri, che firma un gol dall'altissimo coefficiente di difficoltà. Assist di Piovanello e destro di prima incrociare del numero 9, che raggiunge Neglia a quota 8 gol stagionali. Nell'esultanza, che gli costa un giallo, tutta la soddisfazione di essere riuscito a fare centro. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it. Dopo aver visto le due partite, San Cataldese Marsala 3-3, Bari Gia Virtus 5-0, subito risultati della Serie D. Vediamo i risultati appunto della 21esima giornata. Bari Gia Virtus 5-0, Messina Cittanovese 3-5, Nocerina Castrovillare 1-1, Palmese Gela 1-2, Portici Città di Messina 4-1, Roccella Ciriale 1-2, Trovina Locri 2-0, San Cataldese Marsala 3-3, rinviata Rotonda Turris per una classifica che vede in vetta il Bari con 52 punti, la Turris segue a 40 ma ha una gara in meno, poi altre siciliane vediamo Marsala 33 punti, Gela 31, Ciriale 30, Troina 29, San Cataldese 23, Città di Messina 22, Messina 21, Igea Virtus
14 punti. Presidente, il Messina negli ultimi posti stona un po'. Sì, perché quello che dicevamo poco fa, anche lì c'è stato un crollo verticale della società nella cattiva gestione negli anni, e i risultati purtroppo sono questi. Ci sono molte società gloriose che hanno fatto questa fine, c'è chi è riuscito poi rapidamente a risalire la china, vede il Parma, e chi invece si naviga in difficoltà. A Messina credo addirittura ci siano 2 squadre che... Sì, il Città di Messina e il Messina. Che è anche un'enormità, cioè invece di unire le forze spesso non si capisce, subentrano problemi, derby tra persone, cose che non possono... Io direi subito di commentare classifiche e risultati di promozione che la riguardano direttamente. Con la classifica dei risultati, appunto l'Acragas ha vinto a Vallelunga 2-1, Borgonovo Misilmeri 0-1, Balestrati Salemi 0-0, Casteltermini Folgore 2-1, Partinico San Ciro Marineo 0-1, Camarat Gattopardo 1-0, Racalmuto Lercara 1-4, Vallelunga Acragas appunto 1-2, Villabate Moreale 0-2. Per una classifica che vede Salemi a 45, zona playoff il San Ciro e Giorgio, appaiato praticamente in vetta con il Salemi, 44 per il Misilmeri, 37 Moreale, 35 Casteltermine, e poi c'è l'Acragas a 33, via tutte le altre, con Camarat a 16, Gattopardo a 14 e Libertas Racalmuto a 13 tra le agrigentine. Margini di miglioramento dopo il pareggio e la sconfitta e la vittoria Come che è arrivata. dicevo, tutto sommato il trend è stato positivo in queste 6 gare, come ricordavo poco fa, 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Speriamo domenica di farcela a superare il Salemi, non sarà facile perché loro si giocano il campionato, ma noi in casa abbiamo una squadra che, tranne proprio le prime 2, penso che non ha molto da lamentarsi rispetto alle altre squadre. Diciamo, siamo attrezzati per quello che ho visto in queste settimane, abbiamo un organico valido e penso che con Salemi faremo bene. E mi auguro a questo punto anche di invitare la gente a venire a darci una mano, il solito discorso che facevamo per il Palermo. Infatti, la presenza del pubblico è fondamentale e può dare una grossa mano d'aiuto per vincere questa guardate proprio le prossime 5 gare dell'Acragas in proposito, con il Salemi domenica prossima allo stadio Seneto, inizio alle 14:30, poi abbiamo un ciclo di partite di Partinico fuori casa, in casa con la Folgore, poi a Cammarata e poi di nuovo in casa con la Lercara, tutto sommato abbordabili. Dico, certo, ci fa da monito il pareggio casalingo col Balestrato che era imprevisto, però dico, sono tutte partite tranne 2 col Salemi e quella fuori, poi per il resto diciamo non dovrebbero esserci problemi, però il calcio lo sai meglio di me. Allora, una vecchia conoscenza di Televideo Agrigento, Carlo Solieri, match analyzer, probabilmente l'ho detto male, appunto di calcio e tattiche. Carlo, benvenuto da Tutto Campo. Ciao, buonasera a tutti, ben trovati. Proprio Carlo voleva appunto dare un incoraggiamento alla società, all'ambiente, all'Acragas, perché lui ha seguito per 4 anni insieme a noi a Solo Acragas le vicende del club agrigentino, adesso lavori più sul versante laziale, Carlo. Sì, diciamo che quest'anno viaggiamo un po' qui per il girone G. Un'altra esperienza, certo non è il clima dei gironi meridionali, del girone H e del girone E, insomma, quindi è tutto un altro campionato, totalmente tecnico, ma decisamente a livello ambientale è poco appassionante, insomma, questo sì, perché il pubblico del meridione è tutt'altra cosa. Tu tra l'altro domenica hai eseguito la partita del Latina, l'allenatore del Latina è l'ex biancoazzurro Lello di Napoli, vi siete incontrati nel post partita? Sì, ci siamo visti prima della gara, con Lello ci siamo visti nella gara, ci siamo visti dopo, abbiamo parlato, abbiamo ricordato cose belle e cose brutte, però purtroppo il calcio è questo, purtroppo si sale e si scende rapidamente, quindi però poi
come si scende si può risalire, perché io dico sempre, quando si arriva troppo in basso, più giù di lì non si può andare, quindi si può soltanto che ricominciare e andare avanti, questo sì, questo deve essere, diciamo, l'obiettivo per tutti quanti voi, insomma, di non mollare, perché Agrigento merita perlomeno minimo la Serie B, insomma, questo è quello Carlo, magari. Tra l'altro le cose sono cambiate, Enzo Nocera è passato da conduttore di Solo Acragas a vicepresidente dell'Acragas, e qui abbiamo proprio il presidente Salvatore Bottone. Sì, ricordo quando commentavamo le gare della Serie C, ora siamo... Anche Serie D. Sì, ma ieri anche con Mister, con Lello, parlavamo, scherzavamo nel dopogara e insomma io ho detto certo ci ritroviamo qui a fare la Serie D, ma quando poi in realtà la Lega Pro era tutta un'altra cosa. Questo sì, però questo è il calcio, quindi non bisogna andare avanti, cioè il passato bisogna ricordare le cose belle e cercare di andare avanti, non bisogna pensare sempre al momento che la cosa è negativa, insomma, se no deve essere soltanto, appunto, come dici tu, uno stimolo per proseguire e per risalire, perché ricordare si fa solo poi male, non avvicina la gente allo stadio, alla società e rende più difficoltosa la risalita. Invece bisogna, ecco, ricordare con lo giusto approccio il passato, quello che c'è stato, però rimboccarsi le maniche è fondamentale per risalire. Tra l'altro l'iniziativa di crowdfunding che ha creato Enzo Nocera di Azionariato Popolare continua ad andare avanti, sosteniamo l'Acragas. Sì, però non c'è quello che ci aspettiamo sempre, ecco, purtroppo, perché la gente è amareggiata, è delusa del tonfo e quindi piano piano. Devo dire che tutto sommato una mano ce la stanno dando, nonostante il disastro che c'è stato, però dico, ci auguriamo sempre meglio, chiaramente. Va bene, Carlo, io ti ringrazio per il tuo intervento da tutto campo. Volevi dire qualcosa? Carlo? Sì, prego. Io vi ringrazio, è stato sempre un ottimo, per me è stata una grande esperienza, ho sempre un ottimo ricordo, poi per me Agrigento ormai è una seconda casa, quindi vengo sempre con piacere e quindi spero più presto che voi possiate tornare in auge, perché veramente, insomma, anche per me da qui seguire un po' la promozione diventa un po' più complicato. Questo è il lavoro che vi faccio, insomma, spero che più presto che riusciate a risalire, facendo tesoro di quelli che potrebbero essere stati degli errori, se errori ci sono stati, insomma, ecco, il ricordo è per non commettere gli stessi errori, e cercare di andare avanti e fare qualcosa, diciamo, di simile. Va bene, grazie Carlo. Ciao, un saluto a tutti, grazie e a presto. Grazie a tutti. E allora, Martina, passiamo subito alla pallavolo perché siamo in chiusura. Sabato scontro contro Castellammare di Stabia, che partita sarà? Sarà una partita come le altre, difficile, che non si può mai dire. Noi adesso abbiamo fatto questo turno di riposo, quindi siamo cariche, pronti a ricominciare dall'inizio e fare il meglio, come abbiamo sempre cercato di fare d'altronde. Tu sarai disponibile sabato? Non si sa. Forse sì, forse no, si vedrà. Come infortuni invece con l'Acragas come siamo? Tutti i giocatori stiamo recuperando, abbiamo avuto certo il portiere Gino Casella con qualche problema che è stato sostituito degnamente, qualche altro ragazzo che ha subito, però complessivamente andiamo bene. Allora, adesso torniamo a Maier perché c'è le famose sorprese che facevamo insieme a Martina e ad altri ospiti. Questa, diciamo, è una sorpresa un po' più piccola rispetto a quella che facemmo a Mister Ciani, perché siamo andati a scovare delle immagini di una partita storica, perché è quella nella quale la Benetton Treviso vinse lo scudetto, anche se il signor Christian Maier quella partita probabilmente non la giocò, contro Scavolini Pesaro nel 1992. Vediamo queste immagini e possiamo rimanere anche con doppio schermo su Christian, per favore. E Treviso deve tenere questa palla.
Pellacani, fallo su di lui di Darren Day, 12 secondi da giocare, 12 secondi, comunque la Scavolini non molla assolutamente, perché sta giocando nella maniera giusta. Pellacani abbia fatto un grave errore a 2 secondi dalla fine ad entrare, ma subito ha fatto un errore chi gli ha dato la palla, perché realizza 12 secondi al termine, più 6 per la Benetton. La Scavolini ha fatto tutto quello che poteva fare, anche di più, per rimettere in piedi la partita in un incredibile finale. Sbaglia ora Workman, Arpione a rimbalzo, Pellacani, ed è finita. Benetton campione d'Italia. Benetton campione d'Italia, 86-80 il risultato finale della gara 4, che consegna alla formazione di Treviso il primo scudetto della sua storia. Una finale scudetto straordinaria, bellissima per intensità, un bravi sia ai vincitori che ai vinti. È stato veramente un grande spettacolo di basket e la Benetton alla fine ha portato a casa la sua vittoria. Con questa vittoria 86-80 conquista lo scudetto. Franco, la situazione è drammatica, vedi se riesci a conquistare qualcuno. Siamo praticamente travolti il regino degli ultimi anni contro l'espressione più verde di questa stagione, verde in tutti i sensi, la Benetton di Kukoc, del negro. È un giovanissimo Christian Maier. Allora sembrava tutto normale, quindi non... Quanti anni avevi in quella partita? 19, credo. 19 anni. Avevi giocato le altre 4, probabilmente la quinta? No, avevo giocato gara 3, sì. Che è quella che, diciamo, poi è stata quella decisiva, perché vincere a Pesaro credo che è stata l'unica sconfitta che ha subito Pesaro in tutto il campionato. Che ricordi di quella partita, di quei momenti, anche fu il primo scudetto della Per dire la verità, non mi aspettavo di giocare, perché avevo giocato solo durante il playoff, avevo giocato poco o niente. La squadra era un po' in difficoltà, non riuscivamo a trovare degli spazi. Si è avvicinato Scansi e mi ha detto: Cristian, vai in campo. Mi sono tolto la tuta e tutto, poi Scansi si è riavvicinato di nuovo e mi fa: vai dentro, tira, perché tanto non ti marcano. E perché non ti marcano? Perché ero un ragazzino, probabilmente mi pensavano a marcare, sì, pensavano più a marcare Kukoc del negro. Avevo, insomma, comunque ero uno un po' sfacciato, non serviva che me lo diceva più di tanto, ero abbastanza sfacciato. Forse. Kukoc, giocatore slavo, che poi andò a giocare in NBA, se non sbaglio. Sì, 2 anni dopo è andato a giocare in Chicago Bulls. Siete in contatto con... No, sono rimasto in contatto eravamo molto amici, perché abitava anche lui in foresteria, quindi il primo periodo era senza la macchina, da allora era scoppiata la guerra, sì. Quindi non era riuscito a portarsi via niente, quindi il primo mese, 2 mesi, diciamo che l'ho portato io agli allenamenti, perché abitavamo assieme, poi dopo il primo stipendio si è comprato 2 macchine. Immagino. Per cui passiamo dalla NBA alla eccellenza. Mamma mia che balzo che stiamo facendo, risultati e classifica del torneo di eccellenza, perché siamo proprio in chiusura con Parmo Valcaccamo 2-0, Alcamo Castelbono 1-1, la partita che interessava di più, Geraci Profavara 0-4, Espluadella Profavara e Licata Canicattì 1-0, il derby praticamente che ha sancito la fuga del Licata, perché come vedete in classifica fugge a 49 punti la squadra giallo-blu, il Canicattì rimane a 43, ma c'è ancora un girone di ritorno da giocare, con la Profavara che è uscita fuori dalle sabbie mobili dei play-out con 25 punti. Subito la prima categoria con risultati e classifica. C'è stata una sorpresa anche in prima categoria, perché l'Empedoclina, saranno contenti gli editori dell'emittente, perché l'Empedoclina ha battuto il Villarosa 1-0, anche il recupero di mercoledì, ed è volata in vetta, conseguentemente anche la sconfitta dell'Armerina con Master Pro 2-0. Vediamo subito la classifica della 15ª giornata. Ecco, vedete proprio l'Empedoclina in vetta insieme all'Armerina 36 punti, segue la Master Pro San Cataldo a 33, Raffadali a 28, altre Agrigentine, Atletica Aragona 22, Ravanosa 18, Gemini 12, chiude Caltanissetta a 10 punti. Qualche giocatore dell'Empedoclina probabilmente potrebbe fare al caso nostro anche per la prossima stagione. Vedremo intanto di portare a termine il suo campionato e poi vedremo il da farsi, come lo finiremo, se faremo i playoff, se le vinceremo, sarà tutto un giorno da ritorno da vivere. La partita domenica con Salerno è fondamentale, una partita importantissima. Chiudiamo con la pallamano, risultati e classifica. Si è ritirata una squadra
di Caltanissetta, la nuova Audax, per cui la classifica è stata riformulata e possiamo darvi solo i risultati, però con la sconfitta della Girgenti Pallamano a Siracusa per mano della Team Network Albatro 29-22. Dovrebbe rimanere al secondo posto la Girgenti, anche perché è la squadra che si ritira all'ultimo posto, ma devono ricalcolare punteggi, gol subiti e gol fatti, perché si è praticamente ritirata la squadra di Caltanissetta. Siamo in ritardissimo, io colgo l'occasione per ringraziare il presidente dell'Acragas, Salvatore Bottone. Grazie Presidente, forza Acragas, domenica tutti allo stadio a vedere la partita con Salerno. E speriamo una vittoria. Bottone, che ho detto, ho sbagliato forse il nome. Cristian Maier, direttore sportivo della Fortitudo Agrigento. Grazie Cristian, domenica appuntamento. Giovedì a Legnano e domenica al Palamoncada alle 18. Se qualcuno vuole venire a Legnano, probabilmente qualche emigrato ci sarà. No, ci sono sempre. Ci sono sempre. Specialmente a Biella, se non sbaglio, nelle prime giornate ci sono stati molti. No, sì, tra zona di Milano e Roma vengono spesso, insomma, ce ne sono parecchi. Martina Baruffi, palleggiatrice della SEAP Arevona, grazie Martina. Appuntamento ovviamente a sabato con il big match contro Nemesi Stabia alle 15:30. Dunque diamo appuntamento ai tifosi al Palasport Nicosia alle 15:30. In chiusura c'è un servizio di Basilio Borgo, la presentazione del libro di Basilio Borgo sull'Acragas. Io vi saluto e arrivederci alla prossima settimana. Quindi questo libro è il 24esimo mio libro, è dedicato alla città del Porto Empedocle e ai suoi illustri rappresentanti, tipo il sindaco Lillo Firetto, sia Andrea Camilleri, che è nativo di Porto Empedocle, anche se lui è acragantino, giusto? E cosa devo dire? Che il Bologna quell'anno vinse lo scudetto battendo l'Inter nello spareggio di Roma, con grande gioia noi juventini, chiaramente. Quindi, e poi l'Acragas giocava la Serie C e si salvò all'ultima giornata battendo in casa la Casertana. È un libro che dà molte foto riguardanti la vecchia Porto Empedocle, tra cui il famoso bar Castiglione e soprattutto com'era il Azzurro di una volta, più diciamo la Torre Carlo V e poi la vecchia stazione. Comunque è diciamo un tributo alla città marinara. Ho curato una serie di documenti che praticamente fanno riferimento sia all'Empedoclina sia all'Acragas, soprattutto nella ricerca storica, una ricerca che mi ha permesso di conoscere e datare ovviamente l'inizio calcistico nelle due città, ad Agrigento nel 1932, a Porto Empedocle nel 1933. Il libro ovviamente, oltre a parlare del Bologna campione d'Italia nella stagione 1963-1964, tratta ovviamente anche l'Acragas di quella stagione in Serie C, Girone C, ma soprattutto ampio spazio all'Empedoclina, una gloriosa società della provincia di Agrigento che è stata insignita di una benemerenza per i 70 anni di attività calcistica, ma soprattutto ha dato lustro al calcio agrigentino grazie a tanti valorosi calciatori, tra tutti Filippazzo, Carta, Amel, Farrugia e altri che in questo momento non ricordo. Un bacino calcistico importantissimo, e la vicinanza tra queste due città, Agrigento e Porto Empedocle, non solo geografica, è anche una vicinanza calcistica, tant'è che prima del 1964, quando ancora non esisteva il campo di Porto Empedocle, l'Empedoclina disputava le partite di campionato ad Agrigento. Poi nel 64 fu realizzato l'attuale stadio, allora in erba naturale, e poi appunto l'Empedoclina giocò al Barbato prima e poi con l'Ura. Che dire, è un'interessante pubblicazione che evidenzia attraverso le foto il cambiamento anche di modi di vivere il calcio, un calcio sicuramente non privo di valori, un calcio che comunicava diversamente agli sportivi e ai tifosi. Si tratta di immagini molto
molto bella e soprattutto tanti ricordi, il ricordo del Bologna campione d'Italia, il ricordo dell'Inter campione del mondo per club con la vittoria prima sul Real Madrid di Puskás e Di Stefano e poi contro l'Inter che vince la Coppa Intercontinentale e inizia praticamente l'era Moratti. Un Inter che subisce però diciamo nello spareggio contro il Bologna subisce una sconfitta e quindi perde lo scudetto, a testimonianza che l'Olimpico per noi interisti purtroppo non porta tanto bene, tant'è che il Bologna vince lo scudetto, ma anche il 5 maggio di molti anni fa l'Inter perse lo scudetto contro la Lazio con una sconfitta che non era pronosticabile. Nuova apertura piscina coperta Hotel Tre Torri con la Colimbetra Nuoto. 30 anni di esperienza al vostro servizio. La Colimbetra Nuoto organizza corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 36 mesi, scuola di nuoto dai 3 anni in poi, acqua gym e acqua fitness, nuototerapia, nuoto pre e postparto, nuoto per la terza età. I corsi saranno seguiti dal professor Pasquale Spataro, allenatore di nuoto e docente regionale FIN, e da Marta Spataro, istruttrice di nuoto FIN e FIMP. La piscina coperta dell'Hotel Tre Torri è al Villaggio Mosè, in viale Cannatello 7, Agrigento. Per informazioni telefono 349 74 26 025. Sito internet www.colimbetranuoto.it.